Di mettere in congelatore per 2 anni il bando periferie. Nel capoluogo berico, arrivato tra le prime città del Veneto, erano stati promessi 17.794.000 euro di finanziamento. I fondi dovevano servire a rigenerare aree dismesse, trasformandole in un percorso verde che parte dall'ex colonia Bedin per procedere verso Campomarzo, via Torino, il PP7, il PP6, via Cengio, l'area ex Zambon e il Parco della Pace fino all'ex Centrale del Latte, senza tralasciare le serre di Parco Querini con il Parco dell'Astichello, una rivoluzione che i fondi del comune avrebbero permesso solo di sognare. Sono fondi importanti, intanto sono 18 milioni di euro dove noi abbiamo già progettato una serie di iniziative antidegrado, riqualificazione di aree degradate, ci sono moltissimi interventi che sono anche già partiti, abbiamo già un impegno di spesa ottenuto del 20% dell'ammontare, quindi per quanto ci riguarda è importante che non si blocchino i lavori. La vigilia di Ferragosto a Venezia, la fase 1 con i sindaci che si ritrovano attorno ad un tavolo per capire quali siano i margini per convincere il governo a tornare sui propri passi. Devo essere ottimista perché non posso pensare che avendo già fatto dei bandi, assegnato lavori, iniziati i lavori e speso dei soldi, qualcuno ci venga a chiedere indietro, questo non esiste e quindi faremo quadrato sicuramente come sindaci del Veneto per far sentire la nostra voce attraverso i parlamentari. La verità tra 15 giorni, quando il provvedimento sarà esaminato dalla Camera dei Deputati.